Vi faccio un augurio di un buon lavoro nel corso di questo convegno. Mi dispiace non essere presente, ma vi saluto con questo breve messaggio e non mancherò di essere presente la prossima volta. Il Veneto ha bisogno di infrastrutture e in questo momento c'è il più grande cantiere a livello nazionale, che è la Pedemontana. Parliamo di 94 km 577 metri di cantiere che verrà inaugurato a dicembre 2020 e che è già stata oggetto di un'apertura parziale di pochi chilometri, e nei prossimi mesi ci saranno altre aperture. E poi abbiamo la grande questione della TAV, che finalmente si è sbloccata, finalmente le procedure hanno ripreso ad andare avanti anche in maniera, direi, celere, perché si è sbloccata definitivamente la Brescia-Verona. Abbiamo approvato in CIPE l'ingresso ovest proprio la settimana scorsa del nodo di Verona. Stiamo predisponendo la delibera per l'ingresso est del nodo di Verona e poi proseguiremo, andremo avanti con tutti gli atti. All'inizio dell'anno RFI firmerà il contratto con il general contractor per quanto riguarda la parte da Verona a Vicenza, e ci sono in corso anche delle interlocuzioni per poi procedere e andare avanti da Vicenza a Padova. Sono infrastrutture che cambieranno il volto della mobilità in Veneto, sia per quanto riguarda i passeggeri, ma soprattutto per quanto riguarda le merci. L'obiettivo della Veneto, che la Regione Veneto si pone nel piano regionale dei trasporti, è quello di incentivare le persone a lasciare a casa il mezzo privato ed utilizzare il mezzo pubblico, quindi si punta ad una incentivazione spinta del trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro, ma dall'altra parte anche di arrivare a realizzare quelle infrastrutture ferroviarie ed anche viarie che possono permettere alle nostre merci di poter muoversi in modo più sostenibile e anche più fluido nel nostro territorio per poter raggiungere i mercati di destinazione. Grazie, arrivederci a tutti.